I numeri da zona bianca consentono alla Regione di avviare il ritorno alla normalità anche negli ospedali con la ripresa delle attività sospese e il recupero delle riprogrammate. Udine, la provincia italiana con l'incidenza più bassa. In centinaia hanno salutato per l'ultima volta Sandro Talotti, campione di salto in alto a Campoformido. Il comune di Udine ha deciso di intitolare alla sua memoria un impianto sportivo cittadino. Un 27enne friulano costringeva i genitori e la nonna a dargli dai 10 ai 30 euro al giorno per acquistare droga. Il Tribunale di Udine l'ha condannato 1 anno e 8 mesi di reclusione, pena sospesa. Palmanova ha ospitato uno dei suoi ultimi concerti e la spiaggia di Grado è finita nella copertina del suo ultimo album, un legame iniziato con la Naia Udine. Anche il Friuli piange Franco Battiato. Scatta il contingentamento per la vetta dello Zoncolan, 1000 spettatori potranno accedere agli ultimi 3 chilometri di salita, prenotazione obbligatoria sul sito di Promoturismo, tifosi liberi sul resto del percorso. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. In regione dunque prove generali di ritorno alla normalità. Il Friuli Venezia Giulia è tra le 3 regioni italiane con numeri da zona bianca, numeri che dovranno essere confermati per 3 settimane consecutive per l'effettivo cambio di colore. Intanto Udine risulta tra le province italiane, anzi la provincia italiana con l'incidenza più bassa, 16 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni. E l'evoluzione della pandemia ha riflessi anche sugli ospedali, dove c'è la possibilità a questo punto di avviare il ritorno alla normalità. Vediamo. Il Friuli Venezia Giulia è tra le 3 regioni italiane ad avere numeri da zona bianca. L'incidenza è di 31 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni. Meglio di noi solo la Sardegna, con 28 casi, e il Molise, con 27. Per il passaggio di colore, tuttavia, è necessario che i numeri restino sotto soglia per 3 settimane consecutive. Negli ultimi 7 giorni i nuovi contagi sono calati quasi del 39%. Udine, che dall'inizio della pandemia ad oggi ha superato le 2000 vittime con Covid, ora è la provincia italiana con l'incidenza più bassa, 16 casi ogni 100.000 abitanti. Pordenone ne conta 30, Gorizia 39, Trieste 58. Oggi in regione sono stati riscontrati 43 nuovi contagi a fronte di 7.271 tamponi tra molecolari e antigenici rapidi. Dopo 2 giorni senza vittime si contano 2 morti da Covid. Stabili i ricoveri nelle terapie intensive, 15, mentre scendono a 65 quelli in altri reparti. Nessun nuovo caso tra gli operatori del sistema sanitario regionale, mentre si contano 2 contagi in RSA. Sul fronte dei vaccini, attualmente nella nostra regione sono state somministrate 574.177 dosi, l'88,9% di quelle consegnate, che sono 645.955. L'andamento della pandemia in Friuli Venezia Giulia, con un consistente calo di tutti gli indicatori, fa sapere il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, ci consente di avviare il ritorno alla normalità anche del servizio sanitario regionale, con la progressiva ripresa delle attività sospese e il recupero di quelle riprogrammate. La completa ripresa dell'attività chirurgica programmata, evidenzia Riccardi, rappresenta un importante passo avanti verso il ritorno alla normalità per il sistema. Un ritorno alla normalità che passa anche attraverso le misure definite dal nuovo decreto che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Di fatto a questo punto manca solo la data di ripartenza per le discoteche e le sale da ballo. Un passo avanti molto importante rispetto al decreto del 26 aprile, commenta il Presidente Fedriga. Nel complesso, dice, il Governo ci ha ascoltato.
Prudenza e gradualità sono espressioni sempre ricorrenti, ma il nuovo decreto sulle riaperture ha decisamente il sapore della svolta. I dati epidemiologici e l'andamento della campagna vaccinale, un italiano su 3 ha ricevuto almeno la prima dose, hanno convinto il Comitato Tecnico Scientifico, la cabina di regia e il governo ad allentare le misure anti-Covid e il Friuli Venezia Giulia si prepara anche al passaggio in zona bianca dal 1° giugno. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che entrerà in vigore dal 19 maggio. Il coprifuoco in zona gialla slitta da domani alle 23, dal 7 giugno a mezzanotte, per poi sparire da lunedì 21 giugno. Dal 1 giugno ristoranti e bar potranno aprire sia a pranzo che a cena, anche al chiuso. Dalla stessa data si potrà nuovamente sorseggiare il caffè al bancone. Già dal prossimo fine settimana aprono mercati e possono alzare le serrande pure il sabato e la domenica i negozi che sorgono all'interno dei centri commerciali. La riapertura delle palestre è stata anticipata di una settimana e fissata per lunedì 24 maggio, quella delle piscine al chiuso il 1° luglio. Torna al pubblico negli stadi e in tutte le competizioni sportive con il limite di 1.000 persone all'aperto e 500 al chiuso. Via libera ai matrimoni dal 16 giugno con il Green Pass, mentre dal 15 sarà consentita l'apertura dei parchi divertimento. Il 22 maggio riaprono gli impianti di risalita. Dal piano delle riaperture restano al momento escluse le discoteche e le sale da ballo. Quanto alle visite da parenti e amici, resta il limite delle 4 persone. Il decreto introduce nuovi parametri per la classificazione delle regioni, non più l'RT, ma l'incidenza e il tasso di ospedalizzazione. Sulle riaperture, commenta il presidente della regione Massimiliano Fedriga, è stato fatto un passo avanti molto importante, un netto miglioramento rispetto all'impostazione del decreto del 26 aprile. Per Fedriga vanno bene lo spostamento in avanti del coprifuoco, l'apertura nei fine settimana dei centri commerciali, la possibilità di festeggiare i matrimoni, la riapertura di palestre e parchi tematici e benissimo la modifica dei parametri per stabilire il colore delle regioni. Secondo il presidente si poteva essere più coraggiosi sul coprifuoco ed è troppo distante la data del 1° luglio per riaprire le piscine al chiuso. Nel complesso, conclude comunque Fedriga, il governo ci ha ascoltato. E lo slittamento di un'ora del coprifuoco porta una boccata d'ossigeno ai gestori dei pubblici esercizi che già si stanno riorganizzando. Vediamo. Piccolo segnale di ripresa il fatto di poter tenere aperto fino alle 23. Sì, è un piccolo passo, speriamo di andare in zona bianca, tornare tutti come prima, di poter servire i clienti anche all'interno, noi abbiamo poco spazio fuori, tutto aiuta e speriamo anche nel bel tempo. Per noi è un segnale di miglioramento, diciamo, nell'allungare la chiusura e speriamo che questo porti man mano a riaprire, come hanno detto, dal 1° giugno senza coprifuoco e tutto niente. Forse è meglio riaprire giusto un'oretta onde evitare di ricadere di nuovo in lockdown. Comunque ne siamo contenti e andiamo avanti. Per noi è stato, si può dire, una liberazione perché io ho acquistato questo posto che sono 7 mesi, sono 4 giorni che siamo aperti e ho aperto addirittura con questa pandemia in lockdown, insomma, ecco, adesso aspettiamo tempi migliori e vediamo di andare avanti. Quindi ha fatto una cosa molto coraggiosa perché aprire in lockdown un'attività, un esercizio di questo genere. Sì, può dire che ho fatto una cosa fuori di testa, che non tutti lo fanno. Ecco, adesso pian piano cerchiamo di far ripartire il locale. Sì, un'ora in più vuol dire naturalmente avere più opportunità. Dobbiamo tenere presente che in una politica che abbiamo deciso noi di perseguire è stata quella di tenere chiuso il più possibile per evitare costi inutili. Naturalmente i mancati ricavi sono stati significativi. Da una nostra stima realistica abbiamo sicuramente perso almeno 200-250 mila euro di incasso. A fronte di un ristoro che ammonta a quanto complessivamente? Nel 2020 ho percepito dallo Stato 3.000 euro e dalla Regione 1.340 al netto delle imposte. E la novità del coprifuoco come è stata accolta dai cittadini? Sentiamoli. Il coprifuoco è arrivato quasi alla sua scadenza, cosa ne pensa? Era ora perché sì, ormai sono 1 anno e mezzo che
tutti abbiamo voglia di tornare alla normalità e speriamo che si possa già da quest'estate. Penso che 1 ora, 2 ore non è che cambia. Noi siamo sempre stati dell'idea comunque che il virus c'era comunque sia a pranzo che cena, colazione, quindi sì, siamo un po' contro questa idea di coprifuoco. Il ristorante abbiamo appena aperto, quindi insomma abbiamo anche bisogno di persone che vengano a trovarci. Penso che sia un'ottima idea, perché comunque secondo me non c'era fondamenta dietro questo coprifuoco alle 10, secondo me è stata un'ottima idea quella di, anzi proprio eliminarlo del tutto. Non ho mai sofferto troppo per il coprifuoco, se era necessario l'ho fatto ben volentieri e vediamo i risultati. È un bene che si sta un pochino riaprendo tutto, perché ci stiamo comportando bene. Le persone, anche se hanno piacere per dire di farsi anche un'uscita la sera, ma anche solo per fare un semplice giro in macchina e per stare tranquilli, io dico che questo è un bene per tutti, ecco. E sul probabile imminente passaggio in zona bianca del Friuli Venezia Giulia abbiamo sentito l'assessore regionale alle attività produttive, Bini. Guardate, ormai io lo sto dicendo da mo', no? Dopo mesi e mesi di pessimismo, di chiusure, di grigiume, insomma l'ottimismo deve prevalere. Ormai siamo in una fase finale di questo orribile tunnel che ci ha condizionato la vita non solo in questo anno e mezzo. Si stanno allentando via via tutte le restrizioni alle quali eravamo, ahimè, abituati in questo periodo. L'economia sta ripartendo, il turismo sta ripartendo. Sono molto felice perché i dati che mi vengono posti sulla mia scrivania, sia per quanto riguarda il turismo ma anche per quanto riguarda la produzione, sono numeri molto importanti. Ecco, ciò che mi auguro e ci si augura che non sia un fuoco di paglia, ma bensì ci sia una ripresa caratterizzata dal segno più per tutto l'anno e per i prossimi anni. Non c'è ancora una data fissata per la ripartenza delle discoteche e delle sale da ballo. Resta la rabbia per questo settore. Avanti con le riaperture, ma con una gradualità che scatena le proteste degli esclusi. Restano infatti sospese le attività di sale da ballo, discoteche, all'aperto e al chiuso, ed è l'unico settore a non avere una data. È una situazione imbarazzante, abbiamo bisogno di dare risposte ai nostri dipendenti, commenta Adriano Cerato, socio della discoteca Charlie e cameriera di Lignano Sabbiadoro. Vorremmo avere delle linee guida, capire la capienza, l'utilizzo della mascherina o l'obbligo del tampone. In questo momento siamo costretti a sopravvivere. È necessario sapere come e quando aprire, continua Cerato, che non riesce a capire come a un parco divertimenti è permesso aprire dal 15 giugno e a un locale, anche se solo all'aperto, no. Più fiducioso Riccardo Badolato, socio della discoteca Cursal di Lignano, grazie ai test anti-Covid che verranno effettuati in 2 discoteche italiane. Si tratta di un esperimento che coinvolgerà un locale al chiuso e l'altro all'aperto per verificare le condizioni della riapertura delle discoteche su larga scala in sicurezza. L'iniziativa è stata lanciata dalla SILP-FIP, l'Associazione Italiana Imprese e Intrattenimento. La sperimentazione nel locale all'aperto si svolgerà il 5 giugno a Gallipoli, al Praia, dove 2000 persone entreranno soltanto con il Green Pass e all'uscita dovranno sottoporsi a un nuovo tampone. L'altro test riguarderà Milano e si svolgerà al Fabric, discoteca al chiuso. Secondo Badolato, grazie al risultato di questi test, da metà giugno in poi verrà dato il permesso di apertura per i locali all'aperto e dall'autunno anche al chiuso. C'è una data per la ripartenza delle piscine al chiuso, ma gli operatori del settore chiedono che venga anticipata. La Federazione Nuoto e l'Unione Nuoto Friuli dice ci trattano come se fossimo gli untori. Social invasi dall'hashtag Salviamo le piscine. Anche i campioni del nuoto ci hanno messo la faccia, lanciando un appello al governo per la riapertura degli impianti al coperto. Ci sta trattando come dei veri untori, quando in realtà sapete tutti benissimo che abbiamo a che fare con il cloro, e non lo dico io come gestore, ma lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che studiando il caso specifico delle piscine ci dice che la presenza del cloro, che ha un'azione battericida e disinfettante in vasca, è presente per evaporazione anche negli altri ambienti di tutta la struttura, e che è sufficiente in base alla sua concentrazione a sterminare il virus. Dunque, ripeto, sulla base di questo non capiamo questo
accanimento governativo. In ogni caso noi siamo pronti per accogliere in piena sicurezza i nostri clienti che non vedono l'ora di tornare in acqua. E Udine, allentamenti delle restrizioni permettendo, si prepara ad ospitare grandi eventi, vediamo. L'addio al coprifuoco non pare essere più una chimera, pertanto il Comune di Udine si sta attrezzando per le prossime manifestazioni estive a partire dal motoraduno e dalla notte bianca. Oggi abbiamo approvato in giunta la calendarizzazione di un grande evento, nel senso che è la terza edizione del motoraduno Città di Udine. Senz'altro presenterà per i tanti appassionati delle due ruote, ma non solo, un momento di intrattenimento. E poi la notte bianca, perché grazie agli accordi con le sezioni di categoria, con la Confcommercio e con tutti gli operatori, anche quest'anno ci saranno i tradizionali saldi il giorno, la notte del 3 di luglio, e in questa occasione qua il Comune di Udine prepara dei grandi eventi. Alla mattina ci sarà un concerto del risveglio tradizionale in Piazza Libertà con una nota pianista che ha avuto riconoscimenti internazionali, e poi la sera ci sarà un grande concerto in castello con Max Gazzè. Dopo il boom di ieri con circa 30.000 prenotazioni, oggi alle 17:30, seconda giornata di apertura delle agende vaccinali anche per i cittadini di età compresa tra i 40 e i 49 anni, le richieste di sottoporsi al vaccino anti-Covid sono state 5.043. L'ha fatto sapere il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, precisando che sempre alle 17:30 di oggi le adesioni totali alla campagna vaccinale sono complessivamente 10.347, la maggior parte delle quali avvenute rivolgendosi alle farmacie del territorio. Nonostante il sistema sia andato in crash nella notte tra domenica e lunedì a causa dell'elevatissimo numero di prenotazioni, INSIEL si dice soddisfatta di come sta lavorando il portale per le prenotazioni del vaccino. Il sistema aveva retto senza troppi patemi, almeno fino a dopo la mezzanotte di domenica, quando alle 2 di notte oltre 2.000 persone volevano prenotare il vaccino dopo l'apertura delle agende per i nati nel 1981, e quindi INSIEL ha scelto di sospendere il portale per le prenotazioni, almeno fino al mattino. C'è sempre il grande punto di equilibrio che bisogna trovare tra gli investimenti da sostenere per reggere tutto il traffico che sta per arrivare e la considerazione del fatto che questa app, per fortuna oserei dire, prima o poi non servirà più, perché diciamo è un suo uso momentaneo. Quindi noi l'abbiamo costruita tenendo d'occhio quindi anche ai costi e tenendo d'occhio a livello di servizio. Come diciamo piattaforma regge, è chiaro che nel momento in cui ci sono diverse migliaia di utenti che contemporaneamente cercano di entrare, un po' di coda è necessaria, perché altrimenti avremmo dovuto dotarci di un sistema informativo enormemente più grande, più costoso, che ripeto poi serviva 2 o 3 volte e non di più. Abbiamo cercato un punto di equilibrio, sempre questo di concerto anche qui con la Regione e con la Direzione Salute. Solo nella giornata di ieri sono state poco più di 11.600 le persone che hanno scelto la piattaforma, con code che hanno raggiunto un'ora, picchi che si registrano in occasione delle aperture delle agende. Tenete presente che il sistema vaccinale in Regione, adesso non vorrei dire numeri sbagliati, ma è chiamato in questo momento a operare con 2 ordini di grandezza superiori di attività rispetto a quelle per cui è stato progettato. Quindi è ovvio che tutto il sistema è sotto stress, però insomma stiamo reagendo, direi, in maniera più che decorosa. L'ultimo salto tra le mani di Dio, oggi l'addio al campione Alessandro Talotti. In un pomeriggio di sole, Udine ha dato l'ultimo saluto ad Alessandro Talotti, l'ex campione di salto in alto che ci ha lasciato domenica scorsa dopo aver lottato per mesi contro un male incurabile. La chiesa di Campoformido, in cui il cappellano di San Marco, Don Cristian, ha celebrato la funzione, ha accolto un centinaio di persone. Tante altre, viste le normative vigenti, sono rimaste fuori per far sentire la loro vicinanza alla giovane moglie Silvia, al piccolo Elio e alla famiglia tutta. Numerose le autorità del mondo politico e sportivo regionale presenti alla cerimonia, così come non poteva mancare una rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri, di cui Talotti aveva fatto parte.
Immenso il dolore in tutti, ma dal celebrante, che ha dato voce ai sentimenti della famiglia, una sola parola: grazie, perché Alessandro ha arricchito con la sua presenza il cammino di tante persone. E ora l'ultimo salto che lo porta direttamente tra le braccia di Dio. Il ricordo di Talotti rimarrà indelebile tra i friulani. Il comune di Udine vuole intitolare a lui un impianto sportivo cittadino. E questa mattina è arrivata la notizia della scomparsa di Franco Battiato, un legame, quello con il Friuli, molto forte, iniziato ai tempi della Naia a Udine. Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua vita. Italia e Friuli in lutto. Questa mattina si è spento a 76 anni nella sua casa di Milo in Sicilia Franco Battiato, cantautore, compositore, innovatore e precursore tra i più amati della scena italiana. Non solo un grande musicista, fu infatti paroliere, regista, pittore, poeta e politico. Malato da tempo, Battiato aveva tenuto uno dei suoi ultimi concerti a Palmanova il 29 giugno 2017 davanti a 3.000 spettatori. Fu un concerto straordinario, unico, che tenne insieme ai musicisti della Royal Philharmonic Concert Orchestra, con la quale 2 anni dopo avrebbe inciso l'album discografico intitolato Torneremo ancora, ultimo testamento al mondo della musica. Quando lui è stato qua a Palmanova a fare un bellissimo concerto nel 2017, ho avuto un incontro anche di una mezz'oretta con lui. Abbiamo parlato di Milo, dove già passava tantissimo tempo e già pensava di ritirarsi. Una persona molto affabile, molto, direi, serena, tranquilla, e ha fatto un concerto bellissimo che rimane uno dei più bei concerti fatti in questa bellissima piazza. L'ultimo album ha per copertina un'immagine scattata su una spiaggia di Grado. L'Isola d'Oro da sempre era nel cuore del grande artista catanese, tanto che nel 1982 le dedicò la canzone Scalo a Grado, inserita nell'album L'Arca di Noè. Ma il legame tra Battiato e il Friuli Venezia Giulia inizia già negli anni 60, quando dalla sua Sicilia fu spedito a Udine a svolgere il servizio militare alla caserma Spaccamela di via Cividale, esperienza che il maestro ricordava sempre, durante la quale conobbe un altro cantautore, il commilitone Yuri Kamissaska. Loris Tramontin, presidente di Azalea, ha organizzato tutte le tappe che Battiato ha tenuto nel nord-est fin dai primi anni '80, dalla prima data di Villa Manin, all'epoca dell'era del cinghiale bianco, a quella in Piazza Grande, nella città stellata. Semplicemente era un grande, racconta, una persona vera, corretta, un musicista eccezionale, sempre educato, un grande signore, dote davvero rara. Siamo alla cronaca. Nel 1995 aveva ucciso un connazionale a Firenze, dandosi poi alla fuga, passando anche per il Friuli. Dopo 25 anni un albanese condannato all'ergastolo è stato rintracciato dai carabinieri del nucleo investigativo di Pordenone. In fuga da 25 anni, tanto è durata la latitanza di Nicole Dura, albanese di 59 anni, condannato all'ergastolo per un efferato omicidio in pieno centro a Firenze. Era il settembre del 1995 quando sgozzò un connazionale concorrente in un giro di prostituzione, prima di fuggire in Friuli, con residenza a Cordenons per 4 anni, e scappare poi in Francia e di nuovo nel paese di origine. A porre fine alla latitanza lunga un quarto di secolo, l'aliquota catturandi del nucleo investigativo dei carabinieri di Pordenone, in collaborazione con il servizio per la cooperazione internazionale di polizia e la polizia albanese. Un lavoro di più di un anno, attraverso un'analisi e uno studio di tutta una serie di documentazione che è relativa al soggetto, che siamo andati a reperire presso la Procura di Firenze, dove era in carico il provvedimento e il fascicolo processuale. Questi dati, incrociati con una serie di risultati e riscontri che hanno visto interessate tutte le sfere del soggetto, sia quella interpersonale che quella familiare, hanno fatto sì che si potesse, come dire, localizzare, oltre che avere certezza della sua individuazione, localizzare il soggetto nel territorio albanese. I militari di Pordenone hanno attuato moderne tecniche di rintraccio, operando anche da remoto, visto che l'uomo conduceva una vita schiva e godeva di certo di copertura in ambito criminale. L'operazione è scattata nella notte tra il 17 e il 18 maggio. Alla cattura l'uomo ha opposto silenzio, è in carcere in Albania in attesa di estradizione. Estorceva denaro ai genitori e alla nonna per comprarsi la droga. Un 27enne friulano è stato condannato.
Estorceva soldi ai genitori e alla nonna per acquistare la droga. Il tribunale di Udine lo condanna a 1 anno e 8 mesi di reclusione e 500 euro di multa, pena sospesa. I fatti risalgono al gennaio e al febbraio del 2020, periodo nel quale un 27enne della Pedemontana friulana costringeva ogni giorno i propri familiari a dargli dai 10 ai 30 euro. Il giovane, in cura al centro di salute mentale seguito dal CERT per la dipendenza dagli stupefacenti e per un disturbo della personalità, come certificato dalla perizia psichiatrica prodotta durante il processo, era già stato allontanato in precedenza dall'abitazione familiare e messo in libertà vigilata per maltrattamenti nei confronti dei genitori. In un'udienza precedente la pubblica accusa aveva chiesto l'assoluzione per la non punibilità di fatti commessi a danno di congiunti, richiesta non accolta dal giudice Nicolò Giannesini perché non applicabile all'estorsione. Prima della sentenza il vice procuratore onorario Alessandra D'Aversa ha chiesto una misura di sicurezza vista la pericolosità sociale del 27enne e il giudice ha deciso per la libertà vigilata. 32 migranti sono stati rintracciati questa mattina tra Udine e Pradamano dai carabinieri del capoluogo friulano. Si tratta per lo più di pakistani, uno solo dei quali minori. Tutti hanno richiesto asilo e sono stati accolti all'ex caserma Cavarzerani. Servono ancora 7 milioni e mezzo di euro per poter realizzare a Udine la cittadella della giustizia in largo Ospedale Vecchio. La Giunta ha approvato il progetto definitivo. A Udine la cittadella della giustizia prende corpo in largo Ospedale Vecchio, ma la spesa per ristrutturare il palazzo che ospitava lo Stringher, destinato a diventare sede della procura, è troppo elevata per le tasche del comune. Si parla di 10 milioni di euro. Noi oggi abbiamo approvato i progetti definitivi anche perché invieremo a Roma e parteciperemo a un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il finanziamento per finanziare la parte restante di questo grosso intervento. Il progetto c'è, anzi è un progetto definitivo per i 2 lotti, perché l'opera è divisa in 2 lotti, manca il finanziamento completo, c'è solo una piccola parte, 2 milioni e mezzo, mancano in pratica 7 milioni e mezzo per finire. La Giunta ha anche approvato il progetto di fattibilità per la demolizione dell'ex caserma Piave. Vogliamo realizzare un grande bosco urbano, la spesa è di 780.000 euro per demolire gli immobili della vecchia caserma e quindi oggi abbiamo approvato il progetto, speriamo anche lì di andare via rapidi, entro l'anno di demolire tutto. Nella zona est di Udine, in via Adige, è prevista la realizzazione di un nuovo polo dedicato ai bambini. Anche qui c'è un intervento molto importante, 5 milioni di euro, perché siamo convinti che bisogna potenziare le strutture a favore delle famiglie, in particolare delle donne. Abbiamo deciso quindi di fare un nuovo asilo nido e anche una struttura per gli anni successivi per l'educazione dei bambini. Per quanti posti? I posti saranno più di 100, quindi è una struttura abbastanza grande che rispetta i parametri e il costo anche è abbastanza ingente, sono 5 milioni di euro, anche qui speriamo in un aiuto da parte della Regione, forse anche del Governo. È Emiliano Giareghi, il nuovo segretario generale della CGIL di Udine, eletto oggi a larghissima maggioranza dall'Assemblea. Giareghi, già componente della segreteria uscente, raccoglie il testimone da Natalino Giacomini che dopo oltre 40 anni di rappresentanza nell'ambito del lavoro attivo e 6 alla guida della CGIL provinciale entra ufficialmente nelle file dei pensionati. Ed ora ci spostiamo a Trieste per le ultime dal Consiglio regionale. La restituzione dell'onore ai fusillati di Cercivento e il disegno di legge per promuovere l'attrattività del Friuli Venezia Giulia tra i giovani. Il Consiglio regionale ha approvato 2 norme, di cui la prima all'unanimità con l'istituzione il 1 luglio della giornata regionale della restituzione dell'onore ai fucilati e sarà istituito un albo dei caduti per l'esempio. Il Consiglio si impegna anche a ridare a Silvio Gaetano Ortis, Giovanni Battista Coradazzi, Basilio Matiz e Angelo I Massaro, fucilati a Cercivento nel 1916 per non aver rispettato un ordine ingiusto di dignità. Fu fatto un tragico errore, ha sottolineato Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale e oggi relatore. Siamo orgogliosi di essere la prima regione in Italia che cerca di porvi rimedio, seguendo l'esempio di Francia, Gran Bretagna e altri paesi. Approvata con i voti della sola maggioranza, l'astensione del Partito Democratico e il voto contrario del Movimento 5 Stelle, la legge promossa da Alessia Rosolen, che si pone come obiettivo quello di supportare e facilitare la permanenza in Friuli Venezia Giulia delle giovani professionalità. La norma prevede tra le altre una serie di azioni rivolte agli under 35 come
come un contributo una tantum di 2.000 euro a favore delle giovani professionalità altamente specializzate e poi si prevede che gli enti locali, anche attraverso gli sportelli Informa Giovane e Risposta a Casa, forniscano un supporto relativo alle politiche per le abitazioni a coloro che abbiano spostato residenza e domicilio sul territorio regionale, con particolare riferimento ai comuni montani. Vengono poi promosse le partecipazioni a iniziative quali Fiere del Lavoro, Career Day, Recruiting Day, anche in collaborazione con le imprese, le parti sociali e i servizi pubblici per l'impiego. E nel tardo pomeriggio l'Aula ha bocciato la mozione presentata da Furio Onsel e sottoscritta dalle opposizioni per concedere la cittadinanza a Patrick Zaki, lo studente egiziano che aveva studiato a Bologna e oggi detenuto nel proprio paese. La proposta è stata bocciata con i voti contrari della maggioranza, tra cui Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Verrà invece discussa domani la mozione sempre dell'opposizione per la creazione di una commissione speciale sull'emergenza Covid. Saranno 1.000 le persone che potranno accedere, previa prenotazione, agli ultimi 3 chilometri della salita dello Zoncolan per la tappa del Giro d'Italia in arrivo sabato. Per chi entra nelle bolle di partenza e arrivo, 1.000 spettatori sullo Zoncolan e tifo libero, pur con mascherine e senza assembramenti, sul resto del percorso. Sono queste le misure di sicurezza decise per il Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia, presentate oggi dal comitato organizzatore tappa. Se lungo tutto il percorso della Grado Gorizia il pubblico potrà fare il tifo liberamente, le restrizioni riguardano in particolare la cima del Kaiser, dove il contingentamento sarà particolarmente stringente. Niente bici e niente auto oltre il rifugio Enzo Moro, a 3,5 km dalla vetta, punto in cui comincerà la zona a numero chiuso. All'interno potranno entrare 1.000 persone che si dovranno però prenotare sul sito di Promoturismo a partire da domani. Di queste 850 potranno accedere da Sutrio o a piedi lungo la strada o con la seggiovia Valvan e 150 da Ravascletto con la funivia. Tu sai che a me piange il cuore dire questo. Però è già una decisione sofferta, difficile, ma l'ho voluta fare proprio per consentire una giornata di sport in tranquillità, senza grandi problematiche. Mi auguro che il tempo sia almeno parzialmente clemente e lo consenta di fare. Sai, il fatto di non far passare le biciclette dal Moro fino in cima, so cosa vuol dire a chi va in bicicletta. Io non so quante telefonate sto rispondendo di gente che vuole arrivare in bicicletta. Su tutto il resto del percorso, sia per lo Zoncolan sia per la Grado Gorizia, ci potrà essere la gente, è chiaro, evitando assembramenti e sempre con le mascherine, però comunque ci sarà una cornice di pubblico importante. Sì, è vero, guarda, su tutte le altre salite, Monterest, ma su tutti i percorsi, pensiamo, non trascuriamo le difficoltà anche dei primi 9 chilometri dello Zoncolan. Siamo arrivati al termine di questa edizione del nostro telegiornale, tra poco le informazioni sportive, poi le previsioni del tempo. Vi ricordo alle 21 un nuovo appuntamento con sapori e profumi in osteria. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.